Buonasera e ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Proseguono le indagini sulla morte di Lorenzo Parelli, il 18enne morto un giorno dal termine dello stage alla Burimec di Lauzacco. È attesa nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo del giovane ed è stato disposto il sequestro dell'impianto su cui stava lavorando. Il caso intanto ha suscitato un dibattito sull'opportunità dell'alternanza scuola-lavoro. È attesa nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Lorenzo Parelli, il 18enne di Cassionzistrada morto nel suo ultimo giorno di stage alla Burimec di Lauzacco dopo essere stato travolto da una trave d'acciaio. L'esatta dinamica dell'incidente, così come altri aspetti dell'infortunio fatale, sono ancora da chiarire. Le indagini proseguono per ricostruire l'accaduto e per verificare se all'interno dello stabilimento siano state adottate tutte le misure di sicurezza. La Procura, per garantire tutte le parti, ha iscritto nel registro degli indagati il legale rappresentante della Burimec, Pietro Schneider. L'impianto di laminazione nel quale il ragazzo stava lavorando rimane sotto sequestro. È triste che un ragazzo di 18 anni esca per andare a scuola e non torni a casa. Questo avrebbe detto la madre di Lorenzo, Maria Elena Dentesano, al sindaco di Cassionzistrada, Ivan Petrucco, che ieri pomeriggio è andato a trovare la famiglia, secondo quanto scrive Repubblica. Il caso ha suscitato un dibattito anche a livello nazionale sull'opportunità dell'alternanza scuola-lavoro. È tenuta oggi l'Associazione Nazionale Enti di Formazione che chiede rispetto per uno strumento che permette di sottrarre i giovani al limbo della disoccupazione, mentre Nicola Fratoianni, segretario nazionale della sinistra italiana, ha scritto su Facebook: la morte di Lorenzo dovrebbe indurre tutti a una riflessione. Quella morte si poteva evitare perché quel ragazzo poteva e doveva essere da un'altra parte, nell'aula di una scuola. Gravissimo incidente oggi pomeriggio sullo Zoncolan. Una bambina di 4 anni residente in Veneto stava scendendo con il bob vicino a un posteggio. La piccola non è riuscita a frenare ed è finita in mezzo alla strada mentre stava sopraggiungendo un'auto in cerca di parcheggi che l'ha travolta. La piccola era in montagna con gli zii. Le ferite riportate sono tutte negli arti inferiori, non è in pericolo di vita. Soccorso dalla polizia in servizio sulle piste, la bambina è stata trasportata in ospedale a Trieste con l'elicottero. E un uomo di 63 anni è stato investito e ucciso da un'auto condotta da un pordenonese la notte scorsa a Gravedona, sul lago di Como. L'investitore, un giovane di 26 anni, è rimasto a sua volta ferito ed è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale. Dai primi accertamenti non avrebbe potuto essere alla guida in quanto la patente gli era stata sospesa. I dati della pandemia fanno registrare un nuovo balzo in avanti nel numero dei ricoveri in ospedale. Nei reparti ordinari ci sono infatti 450 persone, 23 in più rispetto a ieri e 77 più di una settimana fa. Aumentano anche i ricoverati in terapia intensiva, che sono 38, 2 in più. 2 decessi registrati, si tratta di 2 donne, una di 97 anni di Gorizia e un'altra di 70 anni di Latisana. In isolamento 60.911 persone, con un aumento di 745 unità. I nuovi contagi sono quasi 2.994, sono stati analizzati in tutto 18.587 tamponi con un tasso di positività del 16,11%. Una quarantina nuovi positivi nel servizio sanitario regionale, mentre nelle residenze per anziani 3 ospiti e 11 operatori. Da domani la nostra regione passerà in zona arancione, le limitazioni riguarderanno in particolare le persone non vaccinate. Allora vediamo cosa cambia. Da lunedì 24 gennaio il Friuli Venezia Giulia sarà in zona arancione. Il passaggio è una conseguenza del superamento delle soglie del 30% di occupazione dei posti letto nei reparti ordinari da parte di pazienti ricoverati per Covid e del 20% nei reparti di terapia intensiva. Cambierà poco per la maggior parte della popolazione. Le uniche limitazioni infatti riguardano le persone non vaccinate. In zona arancione le persone che non hanno il Green Pass possono spostarsi verso un altro comune o un'altra regione solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune, con la stessa autocertificazione che era stata introdotta durante l'emergenza. Inoltre non potranno utilizzare gli impianti di risalita e nei giorni festivi e prefestivi non potranno neppure entrare nei negozi e nei centri commerciali. In caso di comuni di massimo 5.000 abitanti è consentito lo spostamento verso altri comuni entro i 30 km, ad eccezione del capoluogo di provincia. Sempre è consentito lo spostamento all'interno del proprio comune. Per loro sarà vietato seguire anche corsi di formazione in presenza. I medici di base scendono in campo per le vaccinazioni contro il Covid. L'azienda sanitaria del Friuli Occidentale ha promosso per il 27 gennaio un Vaccine Day con l'obiettivo di somministrare più terze e prime dosi possibili.
Saranno 100 i medici di base che il 27 gennaio vaccineranno nei loro rispettivi ambulatori propri assistiti. Nella destra a tagliamento si punta ad accelerare i tempi nella lotta contro il Covid-19, vaccinando sempre più persone. Ad oggi sono più di 15.000 le dosi booster somministrate, ma il Vaccine Day di giovedì aiuterà a rispettare i tempi per tutte quelle persone alle quali il Green Pass scadrà il 1° febbraio o che vorranno approfittare di una soluzione di prossimità per vaccinarsi. Il vaccino utilizzato sarà Moderna, sia per le prime dosi che per il richiamo. Per aderire all'iniziativa sarà necessario contattare nei prossimi giorni direttamente il proprio medico curante, avendo l'accortezza di cancellare un'eventuale prenotazione effettuata. Continua così senza sosta la campagna vaccinale contro il coronavirus, con l'obiettivo di somministrare il maggior numero possibile di terze dosi ai cittadini che hanno terminato il ciclo primario da almeno 5 mesi o che vogliono fare la prima dose. Mettiamo in campo ogni azione utile a questo scopo e con gli Open Day, sostiene Joseph Polimeni, direttore generale di ASFO, portiamo inoltre il servizio più vicino ai cittadini con la fondamentale partecipazione attiva alla campagna vaccinale dei medici di medicina generale. Un'opportunità che arricchisce l'ampia offerta vaccinale garantita nei centri presenti nel territorio dell'area vasta pordenonese che non hanno mai interrotto la propria attività. Saranno 23 i rappresentanti del Friuli Venezia Giulia chiamati ad eleggere la massima carica di rappresentanza dello Stato. Il Presidente della Camera, Roberto Fico, ha convocato il Parlamento domani alle 15 per l'elezione del successore di Sergio Mattarella. Tutto pronto a Roma per l'elezione del nuovo capo dello Stato. Il Presidente della Camera, Roberto Fico, ha convocato il Parlamento lunedì 24 gennaio alle 15 per l'elezione del successore di Sergio Mattarella. Saranno 23 rappresentanti del Friuli Venezia Giulia chiamati a eleggere la massima carica di rappresentanza dello Stato. 20 tra deputati e senatori, oltre ai 3 grandi elettori scelti dal Consiglio regionale, il Presidente della stessa Aula, Piero Mauro Zanin, il Governatore Massimiliano Fedriga e per l'opposizione lo sfidante di quest'ultimo alle ultime regionali Sergio Bolzonello del PD. I senatori eletti in Friuli Venezia Giulia, chiamati ad esprimersi sul nuovo Presidente della Repubblica, sono Luca Ciriani di Fratelli d'Italia, Franco Dal Mas e Laura Stabile di Forza Italia, Raffaella Fiormaria Marin, Mario Pittoni della Lega, Stefano Patuanelli del Movimento 5 Stelle, Tatiana Roici del PD. Per quanto riguarda i deputati, invece, la nostra regione sarà rappresentata per la Lega da Aurelia Bubisutti, Vanni Agava, Daniele Moschioni e Massimiliano Panizzut, Sabrina De Carlo e Luca Sut per il Movimento 5 Stelle, Roberto Novelli e Sandra Savino per Forza Italia, Guido Germano Pettarin per Coraggio Italia, Walter Rizzetto per Fratelli d'Italia, Ettore Rosato per Italia Viva, Deborah Seracchiani per il PD e Renzo Tondo per Noi con l'Italia. E di oggi intanto la notizia della rinuncia di Silvio Berlusconi a correre per la Presidenza della Repubblica. E sulla rinuncia di Berlusconi interviene Sandra Savino, la deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia. Silvio Berlusconi afferma sarebbe stato il miglior Presidente della Repubblica a cui il Paese poteva aspirare, lo avrebbe servito con onore e competenza. La sua rinuncia, nonostante la consapevolezza che in aula i numeri si sarebbero potuti trovare, è un atto di generosità che ne conferma la caratura di statista. Forza Italia, sempre grazie a lui, conclude Savino, sarà centrale nella scelta del nuovo inquilino del Quirinale e nei prossimi mesi di governo. Questa mattina è stato ricordato a Cargnacco il 79° anniversario della ritirata di Russia alla battaglia di Nikolaevka. La cerimonia si è svolta in forma statica e con un numero di partecipanti limitato. Oggi è l'anniversario della battaglia di Nikolaevka che 79 anni fa fece sì che 90.000 giovani italiani rimanessero in terra di Russia. Questo tempio nasce per volontà di un cappellano militare, Don Carlo Caneva, di cui quest'anno corre il 30° della sua morte, il quale, dopo essere stato fatto prigioniero nel 1944, e venne liberato solamente nel 1946. La prima attività che volle fare fu appunto quello di creare questo monumento in memoria di tutti i commilitoni che rimasero in terra di Russia. Nel tempo, grazie a Onur Caduti, grazie al Ministero della Difesa, riuscì nel suo compito, che era quello di riportare in Italia le salme di questi caduti. E appunto in questo tempio riposano 9.000 salme. Dopo la guerra c'è stato un rinvenimento
di parecchie piastrine. Allora, una di queste piastrine è stata ritrovata un paio di anni fa in Russia, è stata ripulita, è stata rimessa a posto ed è stata consegnata alla famiglia. Oggi questa famiglia la consegnerà al museo di Cargnacco per ricordare quanto avvenne al suo parente. Nella serata di ieri, in poco meno di 3 ore, 9 escavatori dotate di pinze e martelli hanno smantellato la campata centrale del vecchio cavalcavia del nodo di Portogruaro all'intersezione tra l'autostrada 4 e la 28. L'operazione di demolizione del manufatto è stata completata con successo alle prime luci dell'alba di oggi, in anticipo rispetto al programma. Infatti, già poco prima delle 7, 2 ore prima del previsto, Autovia Veneta ha dato il via libera alla riapertura dell'autostrada nel tratto tra San Stino di Livenza e la Tisana. L'Associazione regionale delle città del vino apre a Sesto Arregana, a Mariano del Friuli e a Quattro Proloco. L'Associazione regionale delle città del vino si allarga. Durante l'ultima assemblea ospitata in provincia di Pordenone sono stati accolti i comuni di Sesto Arregana e Mariano del Friuli, oltre alle Proloco di Buttrio, Duino Orisina e Bertiolo. La nostra vocazione turistica è già ampiamente decretata dalle bellezze storiche ed architettoniche, ma abbiamo voluto arricchire ulteriormente questa offerta anche grazie proprio alla messa a disposizione di quella rete che serve per far conoscere anche le importanti produzioni enologiche che abbiamo. Il numero degli aderenti all'associazione è salito a 32 per un totale di 150.000 abitanti dei centri interessati. È una grande soddisfazione per noi questa crescita continua che va a sottolineare il lavoro che stiamo facendo da anni e quello che stiamo impostando per il futuro. Più di un residente su 10 del Friuli Venezia Giulia risiede in una città del vino e da questo dato riparte l'attività dell'associazione in un 2022 che si prospetta molto ricco tra nuovi appuntamenti e un'attenzione sia alla sostenibilità che all'educazione. Un messaggio di speranza in questi difficili tempi di Covid a Pocenia, dove nei giorni scorsi è stata presentata una nuova meridiana, una cerimonia breve ma molto sentita con la partecipazione del sindaco e di Monsignor Paolo Brida. Progettata e realizzata dal maestro gnomonista Aurelio Pantanali di Aiello del Friuli, una nuova meridiana è stata inaugurata nei giorni scorsi a Pocenia. Presenti il sindaco del paese, il consigliere regionale Mauro Bordin, Monsignor Paolo Brida e il progettista. La meridiana è stata realizzata sulla parete di Casa Bertoli Zuliani, un messaggio di speranza in questi difficili tempi di Covid. Le meridiane sono storia, sono il nostro passato e averle qua oggi per la gente che passa è sicuramente un qualcosa di bello da vedere, da capire e da ammirare. Quindi grazie per questo sforzo, perché con loro in qualche maniera c'è la possibilità di un collegamento anche con altri paesi che ne hanno fatto il loro vanto. Un collegamento importante che sarà sicuramente fonte di eventi futuri. Un famoso frate, San Benedetto da Norcia, instaurò una regola molto importante che poi a macchia d'olio si diffuse su tutta l'Europa. E lui disse, no? Ci devono essere dei momenti precisi di preghiera durante la giornata. Quali sono i momenti di preghiera della giornata? Che sono chiamate poi queste le ore canoniche. Sono legate alle famose 12 ore antiche, ma solo 5 di queste rientrano nei momenti della preghiera. Siamo in chiusura, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona serata con i programmi di Telefriuli, arrivederci.